Eccoci qua. Già, eccoci qua, pronti per fare le valigie e partire alla volta della Florida per il tanto atteso intervento alla gambina del nostro piccolo Joe. Mamma Erika è al lavoro da giorni, tanta emozione, tanta trepidazione, tanta paura, ma soprattutto tanta speranza e tanta positività. Giovedì il volo. Tra 2 giorni partiamo e finalmente raggiungiamo il nostro sogno. Finalmente, anche se non siamo pronti, Giovanni avrà la sua gamba. Sicuramente la strada sarà dura, però ci saranno anche tanti momenti belli. Sarà bello vedere comunque i progressi di Giovanni, sarà bello farveli conoscere perché comunque non vi libererete di noi. Assolutamente, continuerò ad aggiornarvi. Per me sarà una cosa essenziale, cioè proprio ci tengo. Voi ci avete seguito sempre, anche quando sembrava che non ci sarebbe stato un poi a questa cosa, invece non ci sarà solo un poi, ci sarà tutto il suo futuro. Sistemata anche la parte economica con il pagamento della prima tranche relativa al primo intervento, ci spiega Erika. Lunedì mattina sono andata in banca ad effettuare il bonifico di $270.000 pari a €237.000 per pagare il primo intervento di Giovanni. Per cui quello è fatto. La coraggiosa mamma Erika tiene a rivolgersi a tutti voi telespettatori che avete reso possibile il sogno di questa famiglia di Piazzola, soprattutto di questo cucciolo che ha conquistato i cuori di tutti. Grazie a tutti quanti voi e infatti volevo proprio cogliere l'occasione per ringraziarvi ancora e ancora, perché ancora non mi sembra vero che grazie a tutti quanti voi ce la facciamo. Erika, mi ricordo, era febbraio, quando siete venuti per lanciare questo appello attraverso le nostre telecamere, questo appello, questa richiesta disperata davvero per arrivare alla somma dei €400.000 in pochissimo, grazie alla generosità inaspettata. Sembrava impossibile, cioè io ho detto mi lancio, ho detto ci provo e ce l'abbiamo fatta. Infatti mi sembra impossibile che così in poco tempo ce l'abbiamo fatta. Sicuramente non ce l'abbiamo fatta senza di voi. E toccante un ringraziamento speciale lanciato dall'inseparabile sorellina di Giovanni, Miriam, che ci racconta anche come si sta preparando a questa partenza. Anch'io ringrazio tutti quanti. Una cosa che non vuoi assolutamente lasciare a casa, ma che deve venire via con te in America. Il bussetto della mia bambola. E intanto Erika, ancor prima di partire, sa già cosa farà quando tornerà a casa dalla Florida. Quando torneremo a casa faremo una grande festa in cui voglio vedervi tutti a festeggiare con noi. Tante persone però, forse troppe. Non importa, più siamo meglio è. Dopotutto è merito di tutte queste tantissime persone se siamo riusciti, per cui è giusto festeggiare tutti assieme.